In occasione dei festeggiamenti in onore del compatrono di Agrigento, su iniziativa del cappellano militare dei Carabinieri della Sicilia, Don Salvatore Falzone, i militari dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento hanno messo in campo l'operazione San Calogero, illustrata stamani nel corso di una conferenza stampa, coinvolgendo anche la Confcommercio di Agrigento, la FIPE, l'Associazione Volontari di Strada, l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'ANIOC, Associazione Nazionale Insignite Onorificenze Cavalleresche. Da oggi, per tutta la durata dei festeggiamenti, verrà realizzata infatti una colletta di generi di prima necessità, tante le attività commerciali delle città sensibili all'appello lanciato che hanno aderito all'iniziativa che mira ad aiutare le famiglie più bisognose. L'idea nasce da Don Salvatore Falzone, dal nostro cappellano militare, che ha voluto coinvolgerci in questa iniziativa, un'iniziativa benefica volta a stare ancora di più vicini alla nostra popolazione attraverso un forte coinvolgimento di quelle che sono le associazioni di commercianti, quindi in particolare Confcommercio, FIPE, ma anche associazionismo puro, e cioè volontari di strada, l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche. Tutti insieme contribuiremo a raccogliere tutto ciò che è necessario per i bisognosi, per coloro i quali in un periodo pandemico, ma in generale in un periodo difficile, sono rimasti con poche speranze. Allora, io ringrazio il colonnello Vittorio Stingo e con lui tutti i carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Lo ringrazio soprattutto per aver sposato questa iniziativa. Siamo nel periodo di San Calogero, sappiamo che era San Calogero per noi agrigentini, ecco io sono agrigentino, il quale passava sotto i balconi per raccogliere le derrate alimentari da portare ai bisognosi. All'epoca c'era la peste, ora c'è il Covid, quindi conoscendo la grande valenza dei nostri carabinieri, datosi che nelle stazioni vanno a bussare soprattutto le persone indigenti, le persone reiette, ecco, mi sono chiesto perché non facciamo qualcosa, perché non emuliamo San Calogero, ecco, perché non facciamo un'opera di carità. In gergo si dice l'operazione è per arrestare le persone, noi invece arrestiamo la fame, diciamo, ecco, vogliamo arrestare questa crisi e questa situazione di disagio. E difatti ringrazio di vero cuore il comandante, tutti i comandanti e soprattutto la sinergia che c'è con le associazioni, ecco, che si sono veramente offerti, ecco, per andare a raccogliere questi alimenti. E invito tutti gli agrigentini, ecco, di essere molto generosi e appena vedono questo logo di San Calogero, ecco, è un'opera di carità. Ecco, invece di fare, che so, un voto particolare, facciamo il voto di aiutare il prossimo. Ecco, con un pezzo, un po' di pasta, pane, ecco, quello che il cuore ci dice, perché l'Agrigentina è molto generosa, quindi dobbiamo essere molto numerosi a poter aiutare gli altri. Quindi viva San Calogero e viva Agrigento. Ecco, viva San Calogero e viva Agrigento. Ecco. Guardate, è una cosa meravigliosa, un'iniziativa veramente di cui siamo a conoscenza solo da poco tempo, organizzata dai Carabinieri, dal Cappellano, che veramente ci ha colti di sorpresa, ci ha invitato, abbiamo detto subito il nostro sì, perché noi viviamo di queste cose. In un'associazione come la nostra, che non vive di contributi pubblici ma semplicemente di offerte, è stato veramente il massimo quello di essere coinvolti in questa sensibilizzazione alla città. Come avverrà la raccolta? La raccolta avverrà tramite supermercati, poi ci organizzeremo all'interno per andarla a ritirare e poi in base a quello che si raccoglie praticamente poi vediamo come ripartirle. Io vorrei fare una proposta: se la maggior parte delle cose vadano proprio a Villa Seta, perché è il quartiere più degradato, il quartiere di cui maggiormente hanno di bisogno, e spero che ci sia una raccolta bella concreta, forte, in modo che investe tanti campi, dagli alimenti, anche il vestiario per bambini, al latte in polvere per i bambini, a tutto quanto, che possa veramente dare una risposta nell'immediato a chi in particolarmente in questo periodo soffre la fame, e non solo per la pandemia ma perché avevamo perso il lavoro già da tanto tempo. Sì, noi abbiamo già di fatto messo in moto la nostra rete associativa, lanciando quello che è il messaggio che viene da questa iniziativa di oggi, di cui ringraziamo appunto il comando provinciale dei Carabinieri che ci ha voluto accanto, e chiaramente Don Salvatore che ha voluto questa iniziativa fortemente, e assieme appunto a tutti gli altri che stanno collaborando a questa iniziativa faremo in modo innanzitutto di lanciare questo messaggio, sensibilizzare tutte le nostre aziende associate ma anche quelle che non lo sono, perché questo è un obiettivo che va al di là
là di ogni singola sigla diciamo di associazionismo, e quindi da questo punto di vista cercheremo di fare la nostra parte mettendo a disposizione da un lato chi come supermercati ma anche farmacie, abbiamo avuto anche adesione di farmacie piuttosto che di articoli per bambini e quindi sanitari e quant'altro, faremo in modo di mettere da un lato a disposizione per la raccolta i carrelli sospesi che poi appunto verranno consegnati e raccolti ai volontari che potranno andarlo a ritirare, e dall'altro anche poter dare un contributo direttamente con le proprie imprese. Il Confcommercio è accanto a questa iniziativa perché ci crede e sappiamo bene che in questo momento abbiamo bisogno anche di tanta solidarietà che non è mai troppa. È disponibile ad entrare in questa iniziativa così positiva perché andrà a favore di chi ha bisogno. Ritengo che alla prossima riunione con il nostro delegato provinciale Marongio porteremo avanti una programmazione per venire incontro a quelle che sono le esigenze di chi ha bisogno del nostro contributo, sia personale e sia anche dell'intera associazione. Sì, come pubblici esercizi abbracciamo veramente con gioia questa iniziativa del colonnello. Solidarietà innanzitutto, cercheremo di fare del nostro meglio, ogni imprenditore donerà quello che può per aiutare chi si trova in condizioni di difficoltà.